Va ora in onda Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Con anche quell'altro. Ma cosa? Sei un altro? Sì. Non sei più il Muli qua, vis-à-vis. No, sei sempre Loredana e Gianquella. Sto altro? Sei il bevandera, che sei sempre in bar, là. Ah, Stelio. Marisa? Sì, Ciano, dimmi. Ah, là te so. Sì, Ma scusa, cosa te fa col muso? col viso. Sì, là attaccata sulla porta. Stavo aspettando che arrivi Brian. Ah, arriverà con lo porta. Sì, ma intanto Vardo, che corriva a Geverzo. Ma sa anche suonare la campanella, Sì, ho capito, ma mi pareva coccolo. Sì. Guarda, adesso si ferma Marino qua sotto e arriva. Adesso Geverzo allora. Oh, ma sei già arrivato. Camare? Vieni dentro, piccolo. Oh, eccoci, Brian. Sì, come c'è? Tutto bene? Ah, che mancavimo proprio, Che bello che sei arrivato. Erimo in pensiero che non arrivavi. Cos'è nato? Gli è stato lunghi? Mi par lunghissimi proprio. Oh, papà Marino ha avuto di vacillare con l'auto. Ma sì, buono, l'importante è che sei arrivato. Ero là dal cuccherle che guardavo dietro mano. È buono, ma non gli era di avere premura. È arrivato. Ma è il nostro Brian. C'è normale che gli abbia premura. No, ma scusa. C'è il nostro nipotino, piccolo, bello, lui. Sì, buono, ma senza furia. Sì, non furia, ma la premura. Mentre in bar Aldo. La vita. La vita? Sì. Bella vita. Ah, sì. A te che te batti bene. Batti? Cosa batti? No, niente, lascia stare. Ok. Anzi, ascolta, Fabio, là, Mario, come si chiama? Luca, sempre Luca. Ecco, bravo. Ascolta, te mi versi un'altra bevanda qua? Verso? Cosa verso? Bevi, non bevo altro. Un spritz? Sì, te capisci? Capito io, indovinato. Era proprio difficile. Faccio subito spritz morbido? No, dai che puzzo, generoso anche. Generoso anche. Oh, buongiorno. Camare, che tocco del... Buongiorno signorina, prego. Buongiorno, mi scusi, potrei avere un succo di frutta alla pesca? Orca, andiamo sul pesante, Succo pesca, fatto subito, certo. Grazie mille. Prego. Ma sta attenta, di non imbriagarti. Beh, no, direi che non corro il rischio. No, se te vuoi, te posso offrirmi qualcosa di più buono, di più genuino, te capisci? Ecco pronto, succo. Ah, grazie. Prego. Stiglia, anche se col succo non se dovessi, ma facciamo un brindisi. Un brindisi? Sì. No, guardi, non ci conosciamo nemmeno. Ma è una buona occasione, no? Mi mettiamo Stelio. E ti come si chiami, Steglia? Io sono Jessica. Ah, che bel nome! E non solo il nome. Vuoi anche patate con succo? No, grazie, sono di fretta. Ma ti poteva servire per fare il fondin. E poi non si dice di no a quel che te offri. Ma avevo soltanto bisogno di un succo. Cos'è bisogno? Non ne ferma nessuno. Scusi, quanto le devo? Succo di frutta 3 euro. No, Steglia, lascia stare. Te sono mia ospite oggi, fatto me. Ah, grazie, ma non occorreva. Ma per le bellezze della natura, che vuoi? Oh, grazie mille. Buongiorno. Ma ascolta, Arrivederci. ma la sei scampata. Troppo bella. Sì, ma cosa vuol dire? Che mi sono condotto? E intanto dall'altra parte. Loredana, oh santo cielo.
Loredana, dove te son? Eccomi Gian Giulio, dimmi. Ecco te, dove te eri? Sono andata di là a cambiarmi. Boh, ma te se lava le mani? Ma sì, boh, vado adesso. Se la prima roba da fare, perché sennò dopo te spargi tutti i batteri e i microbi per la casa. Ma sì, te l'ho detto che vado adesso. Ma dimmi, per cosa te mi chiamavi? Ma quella borsa sul tavolo? Cosa c'è? Se la borsa della spesa che ho fatto. Ma te se rendi conto? Di cosa? Se la stessa borsa che il cassierga aveva in mano. Sì, beh, me l'ha data lui. E che te l'ha appoggiato sulla cassa. Beh, sì, per mettere dentro le robe che ho sciolto. E chissà in quali altri posti. Non te se rendi conto? Ma sì, boh, adesso la cavo, lei. Adesso si deve disinfettare tutta la cucina. Addirittura. E anzi, chiudi la porta e apri la finestra. Ma perché? Che tutti i germi che era sulla borsa esci da questa casa. Oh madonna, e cosa adesso? Devo chiamare anche una ditta che faccia la disinfestazione? No, che non voglio gente per casa che porta microbi e batteri, sporco. No. Era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? E con anche quell'altro. Porca, e chi sei sto altro adesso? Ma se Stelio e bevandeglia. Oddio, ma viene qua dentro e ne contamina. Ma cosa mai? Lascialo là che sei in baretto lui.